La Sicilia non è solo una terra di sole e mare. È una terra che ha trasformato zucchero, mandorle e ricotta in cultura. In questa isola, la pasticceria non è mai stata solo un piacere. È stata rito, simbolo, identità. In questo video ti porto in un viaggio tra storia, conventi, dominazioni e tradizioni antiche per scoprire le 10 meraviglie assolute della pasticceria siciliana. Non è una classifica per popolarità turistica, ma per valore storico e culturale. Partiamo dal numero 10. Al 10° posto troviamo gli inzuddi di Messina, dolci duri alle mandorle e cannella, nati nei conventi messinesi. Sono legati alla devozione e alle feste religiose e raccontano una Sicilia austera, essenziale, profondamente spirituale. Al 9° posto c'è il buccellato, il dolce delle feste per eccellenza. Pasta frolla ripiena di fichi secchi, uva passa, frutta candita e cioccolato. Ogni famiglia ha la sua ricetta, ma il significato è sempre lo stesso: abbondanza, condivisione, casa. All'8° posto troviamo la frutta martorana, capolavori di arte commestibile nati nei conventi palermitani. Sembrano vere, ingannano l'occhio e celebrano la bellezza. Qui la pasticceria diventa arte. Al 7° posto ci sono le genovesi di Erice, sfoglie delicate ripiene di crema calda, custodite tra le stradine medievali del borgo. Si mangiano appena fatte o perdono la loro magia. Al 6° posto troviamo il cannolo siciliano, scorza fritta, ricotta di pecora, croccantezza e dolcezza perfetta. Ma resta un mistero: è nato a Caltanissetta o a Palermo? La Sicilia, su questo, non ha mai trovato un accordo. Per secoli, però, alcuni dolci non erano per tutti. Erano riservati a nobili, vescovi e momenti sacri. Al 5° posto troviamo la pignolata glassata di Messina. Palline fritte ricoperte metà di glassa al limone e metà di cioccolato. Un dolce teatrale, nato in epoca spagnola, che gioca sul contrasto. Al 4° posto ci sono le cassatelle trapanesi, fagottini fritti ripieni di ricotta. Un dolce semplice ma profondamente identitario, poco conosciuto fuori dalla Sicilia. Sul podio, al 3° posto, troviamo la torta sette veli. 7 strati di cioccolato, nocciola e pan di Spagna. Nata a Palermo, è diventata un'icona moderna della pasticceria siciliana. Al 2° posto c'è la granita con brioche. Non è una colazione, è un rito. Limone, mandorla, gelsi. Chi l'ha provata lo sa, è un'esperienza. E al 1° posto troviamo la cassata siciliana. Ricotta, pan di Spagna, frutta candita e glassa reale. Arte araba, simbolismo religioso e passione barocca. Non è solo un dolce, è la Sicilia. Qual è il dolce siciliano che ami di più? Scrivilo nei commenti. Nel prossimo video parleremo dei pani rituali siciliani e alcuni nascondono significati molto antichi.